Anche in Friuli Venezia Giulia, le imprese con meno di 20 addetti costituiscono il 98% delle realtà produttive presenti in regione. Nell'immaginario collettivo, da almeno 45 anni, il Friuli Venezia Giulia è la regione delle piccole imprese. Queste realtà sono l'asse portante dell'economia della regione e uno dei motivi di successo nel mondo di questo territorio. Purtroppo, tra tasse, burocrazia e caro bollette, il quadro generale non è dei migliori, specialmente per quanto riguarda i costi energetici. Infatti, mettendo a confronto quelli delle piccole con quelli delle grandi imprese, emerge un differenziale spaventoso che penalizza enormemente le prime. Se per le bollette dell'energia elettrica gli artigiani, gli esercenti, i negozianti e i piccoli imprenditori pagano il 55% in più delle grandi industrie manifatturiere e commerciali, per quelle del gas addirittura il doppio. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Va comunque sottolineato che il divario dei costi energetici tra grandi e piccole imprese è sempre esistito e tale situazione è presente anche negli altri paesi europei. Tuttavia, a differenza dei nostri principali competitor commerciali d'Oltralpe, a nord-est il peso delle piccole imprese sull'economia nazionale e regionale non ha eguali. Pertanto, la penalizzazione delle nostre micro e piccole aziende è la più insopportabile d'Europa.